OMP Engineering e Michele Spanghero sono due realtà straordinarie. Il mio ruolo all'interno di questa collaborazione, il ruolo di facilitatrice, di mediatrice, è stato per molti versi molto semplice. Mettere insieme arte e impresa è sicuramente una sfida, per molti sembrerà come l'alfa e l'omega, però noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo messo il nostro impegno ed è stata una sorpresa davvero piacevole e molto positiva. Nel lavoro succede spesso di incontrare delle persone e trovare subito una forte sintonia, e così è stata anche con Michele, perché comunque non è stato di fatto un rapporto lavorativo nel senso più classico del termine. Ciononostante è stata una relazione artistica e industriale molto sfidante, molto piacevole, e sono anche felice di poter dire che con Michele è nata una relazione d'amicizia. La collaborazione con OMP Engineering è stata molto stimolante, anche se all'inizio ero un po' titubante sulla possibilità di collaborare con loro, perché mi sembrava che il loro campo di azione, così le strutture campali per eserciti e cose del genere, mi sembrava molto lontano dal mio campo di azione. Dopo i primi incontri con Cristina Rodighiero e aver visto l'azienda, ho trovato invece un ambiente molto stimolante. Abbiamo avuto l'ennesima conferma che nulla è impossibile, quindi nemmeno mettere insieme un'azienda che fa un prodotto così estremo rispetto al mondo dell'arte e un artista che fa sound art. Ho presentato questo progetto qui a Schio nell'ambito del progetto Fabbrica Altra. Questa installazione sonora si intitola High Rise ed è stata pensata appositamente per questi spazi di questa fabbrica dismessa. La particolarità di questo luogo è che è una fabbrica sviluppata in verticale, cioè in 6 piani. Quindi abbiamo pensato di sfruttare questa particolarità di questo luogo, rappresentandolo invece in orizzontale. Cioè abbiamo preso l'altezza dei 6 piani che compongono l'edificio e abbiamo creato questi 6 tubi risuonatori che, disposti orizzontalmente e sospesi dal soffitto, rappresentano ciascuno un piano della fabbrica. Ho voluto utilizzare questi tubi come dei tubi risuonatori, dentro i quali ci sono degli altoparlanti che riproducono le frequenze armoniche calcolate sulle dimensioni dei piani della fabbrica. Qualità nel lavoro, qualità produttiva, organizzazione, obiettivi molto chiari, metodologia, questo è quello che ha caratterizzato sia l'una che l'altra parte, e di conseguenza il loro rapporto e io con loro è stato assolutamente semplice, facile, interessante. Quello che ci ha insegnato questa collaborazione è proprio che si può ottenere qualcosa di interessante, basta semplicemente crederci e mettere un pochino di impegno e di fiducia anche nella capacità degli altri. Una cosa anche che mi sento di dire è che questa collaborazione non sarebbe nata se non ci fosse stata Ca' Foscari alle spalle, che è stato un collante molto importante e che grazie anche all'intervento della project manager ci ha permesso di dare delle scalette molto precise e quindi di ottenere un risultato in tempi ragionevoli.